Non credevo a nessuno che succedeva una cosa del genere, però è successa. Mi è stato fatto un regalo grandissimo che io una settimana prima avevo fatto compleanno e una settimana dopo mi hanno chiamato per questo angelo custode che mi ha voluto ridonare la vita. Sono gli occhi di Michela, che ha 43 anni e vive a Foligno con il marito e la figlia di 6, a raccontarci la gioia di un nuovo miracolo della scienza e della sanità padovana. Una vita accidentata la sua, che scoperta la malattia renale nel 2000 aveva ricevuto un primo trapianto da vivente nel 2003 per poi tornare in dialisi 6 anni dopo. Una grande forza d'animo per lei, che fa parte di quel 17% di pazienti che hanno un'alta presenza di anticorpi che rende altissimo il rischio di rigetto. La risposta è arrivata grazie all'imlifidase, farmaco sperimentale conosciuto da Lucrezia Furian negli Stati Uniti nel 2018 e usato per la prima volta a Padova il 1° novembre. Questo farmaco che abbiamo sperimentato per la prima volta in Italia dà veramente speranze di riuscire a fare il trapianto in questi pazienti che altrimenti aspettano anni e anni in dialisi. La svolta è il 31 ottobre. Dopo 13 anni c'è un rene compatibile per Michela. Dal comitato etico dell'azienda ospedaliera arriva il via libera all'uso del farmaco e scatta una corsa contro il tempo fatta di grandi professionalità e grandissima generosità. Il momento giusto arriva anche in seguito a una serie di coincidenze. Avevamo veramente calcolato in maniera millimetrica ogni aspetto, dalle caratteristiche del donatore, dal grado di match, dal momento giusto anche per la paziente che aveva anche un'urgenza nel trapianto e quindi non potevamo aspettare tanto tempo. E poi la fatalità ci ha spiegato che se lo stesso giorno che è arrivato il farmaco è arrivato anche il donatore dopo 14 anni che non era mai arrivato un donatore, vuol dire che era il momento giusto. Un grande ospedale, quello di Padova, dirà qualche giorno dopo la professoressa Furian al direttore generale Dal Ben, ma le conferme arrivano soprattutto dagli occhi e dalla voce, a tratti rotta dall'emozione di Michela, che quel pomeriggio del 31 ottobre ha tardato a partire da Foligno perché pensava fosse uno scherzo, ma quando ha capito che il dono di una persona e di una famiglia e i grandi passi in avanti fatti dalla scienza erano realtà, è partita subito. Che cosa ha pensato quando si è svegliata dopo l'intervento? La mia bambina è il mio angelo che mi ha ridato la vita, che la mia figlia mi dà la forza, il donatore mi ha ridato la vita.